Carlo da Carona è stato lo scultore che ha scolpito questa opera, questa meravigliosa opera d'arte. E a questo punto do il benvenuto da parte di tutti noi al relatore, allo storico, il professor Vieri dei Rossi, storico, ecco, che lui questa sera ci racconterà la vita di Carlo da Carona e quindi arricchirà la nostra conoscenza. Ma prima di passare la parola al relatore, io devo fare dei doverosi ringraziamenti innanzitutto alla Filologica Friulana, alla parrocchia di Corno de Rosazzo nella persona del nostro parroco Don Antonio Raddi, al FAI per la preziosa collaborazione, perché da domani pomeriggio e domenica pomeriggio dalle 15 alle 17 alcuni volontari ci seguiranno nel percorso di questo piccolo gioiello. E un ringraziamento lo devo al curatore della mostra, il professor Stefano Tracanelli, che ha curato nei dettagli questa mostra, al Comune di Cividale che ci ha sostenuto con le strutture portanti dei pannelli, al custode della chiesetta Enzo Bernardis, a Giancarlo Bernardis, a Ermanno Butussi, che loro tre si sono attivati praticamente nell'organizzazione di questo evento, ma questa iniziativa parte dal Circolo Culturale di Corno de Rosazzo. Pertanto un ringraziamento al Presidente, al Dottor Sergio Paroni e a tutti i suoi collaboratori per le belle iniziative che sempre ci propone. Per ultimo, ma non meno importante, io voglio ringraziare il Comitato Sagre dal Gial, e qui abbiamo alcuni dei componenti, perché loro da tanti anni, oltre a fare tante altre cose, fanno in occasione di San Michele una festa conviviale dopo la messa celebrata da Don Claudio Snidero. E il ricavato di questa festa è devoluto a scopo benefico. Quindi grazie davvero di cuore a tutti quanti, spero che questa mostra sia visitata da diverse persone in questi 2 giorni, perché sicuramente ha un valore importante per la nostra comunità, ma anche per la nostra conoscenza personale. Carlo, assieme a Pilacorte e a Bernardino da Bissone, fa parte di quel trio di maestri scultori lombardi più conosciuti che hanno segnato veramente il patrimonio artistico e architettonico del Friuli dalla fine del 400 fino alla prima metà del 500, lasciandoci capolavori importantissimi, altari, fonti battesimali, statue e anche facciate di chiese come il Bissone, come anche Bernardino da Morcote e gli altri maestri. Quindi hanno segnato in maniera indelebile il nostro patrimonio storico-artistico, non sono mai stati studiati del tutto, così a fondo come stiamo facendo adesso con la Società Filologica Friulana negli ultimi 7-8 anni ormai di studi sui lapicidi lombardi in Friuli.